Radiolibertà.net. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Qua 1996 Ghiaccio di Jed ancora insieme e siamo tornati e allora questo suono è funky, questo suono è tranqui, perché io la musica la tratto con i guanti, fregherei a menti, senti, ti accendi, delle vibrazioni per i movimenti, faccio sorridente e vediamoci una birra, poi scendi giù in pista, se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere, tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere, sai che tranqui significa tranquillo, e su questo funky mi sciallo lo strillo, come il farmacotto, accatate dillo, dimmi sai il mio nome, e allora dillo. E tranqui funky è il nome del mio ballo. E mi ricordo i tempi in cui eravamo in 20 a muoverci col funky, oggi siamo in tanti e domani saremo. E adesso muoviti con me, ai piedi di Jet, butto giù la base e quando entro in fase ci sputo su una frase, come sempre, rigorosamente in rima, funky sinfonici, oggi come prima e baciami vicina sulla di bocca piccolina, muoviti arrampante tipo play, make it play, ok, tutto fila liscio come con i Casadei, ehi ci sei, ci siamo, andiamo, sono pagati in pieno, e tranqui funky come siamo. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera, grazie Natalia. Anche noi siamo tranqui come siamo funky come gli articolo 31, ma non siamo affatto tranqui stasera, visto e considerato che la Reuters mezz'ora fa ha informato che, secondo 2 fonti consultate in Europa, l'America attaccherà l'Iran nelle prossime 24 ore. Un'altra fonte di natura israeliana, del governo israeliano, interna al governo israeliano, informa che Donald Trump a quanto pare ha preso la decisione di intervenire, ma non è ancora chiaro e non è ancora noto, almeno alla fonte non lo era, né lo scopo né tantomeno le tempistiche. Signore e signori, questa è la storia che ancora una volta vi racconteremo qui da questi microfoni. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E che fatti stasera? Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1115 di oggi, mercoledì 14 di gennaio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, oppure 029294 7222 quando lo dirò io. Ma adesso lui è implacabile come sempre ed è pronto, Pierluigi Magnaschi con il suo diritto al rovescio. Vai pure Natalia.
La rivolta del popolo iraniano contro il regime religioso dei mullah è molto più massiccia e corposa di quelle che ci sono state in passato. Un tempo infatti erano scesi in piazza quasi solo i giovani e quasi solo nella capitale, a Teheran. Adesso invece protestano vibratamente anche i negozianti e le famiglie, e non solo nella capitale come un tempo, ma anche nelle altre importanti città dell'intero paese. Purtroppo il regime liberticida teocratico iraniano non lesina mezzi per domare la protesta. Fa ad esempio sparare ad altezza d'uomo dai suoi soldati ed ha già imprigionato 2000 persone. Queste ultime, come già successo in passato, compariranno per sempre. Prima saranno torturate e poi ammazzate. E non è che l'inizio. Di fronte a questo massacro orribile, l'Occidente, che si era mobilitato per tragedie minori, esibisce una solenne indifferenza. Domenica scorsa, ad esempio, la manifestazione a Milano, in Piazza della Scala, in solidarietà del popolo iraniano, contava un centinaio di persone, in gran parte ultra ottantenni. Eccellente, ancora una volta il nostro Pierluigi Magnaschi, ma adesso è il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato questa sera all'onorevole Gianangelo Boff, che ringrazio come sempre per il suo tempo. Oggi c'è stato il question time in quel della Camera sul piano gestione rischi alluvioni, soprattutto per quanto riguarda la fascia della Pedemontana Veneta. Com'è andata, onorevole? Buonasera a voi anche ai radioascoltatori. Ma è andata bene, nel senso che io ho sollevato un problema che è un problema che mi viene posto dai tanti colleghi sindaci, visto che sono anch'io sindaco, che si trovano, francamente, noi siamo favorevoli al fatto che ci sia una tutela del territorio, e il rischio alluvionale è un rischio per i nostri territori. È giusto che vi siano dei piani che ci tutelano, ma è giusto anche che nel momento in cui si introducono questi piani ci sia poi scatta il regime di salvaguardia, quindi il blocco totale di qualsiasi tipo di attività pubblica o privata che sia. È ovvio che poi questi piani devono essere esaminati puntualmente uno per uno dall'autorità di bacino, ma questo deve avvenire in tempi celeri, perché il privato cittadino, l'amministrazione pubblica che deve fare l'adeguamento sismico di una scuola, piuttosto che fare una pista ciclabile, piuttosto che sistemare una strada, deve avere delle tempistiche nelle quali l'autorità di bacino si esprima e dica ciò che si può fare e ciò che non si può fare, perché altrimenti noi assistiamo al fatto che adesso ci sono comuni che sono già stati bloccati per 3 anni, quindi comuni che hanno perso finanziamenti per adeguamenti sismici delle scuole, ad esempio, che non sono stati fatti perché ovviamente è bloccata qualsiasi tipo di attività. E quindi adesso entra in vigore tra l'altro il nuovo piano che porterà tutto al 2027/2028. Quindi noi quello che chiediamo al Ministro è che si attivi presso l'autorità di bacino, che è direttamente controllata dal Ministero, che esaminino velocemente queste econoidi dei PGRA, i piani di gestione rischio alluvioni, in modo che i comuni possano avere un quadro chiaro di ciò che si può fare e ciò che non si può fare, e possono procedere rispettando le indicazioni dell'autorità di bacino nel realizzare quelle opere necessarie e nel consentire anche la riqualificazione dei nostri immobili nei centri storici, nei nostri borghi, eccetera, senza dover rimanere bloccati, perché lo stallo è ovviamente un problema importante in questo momento. Infatti, e tra l'altro lei nella sua dichiarazione lo ha detto, adeguamenti sismici di scuole, piste ciclabili, opere pubbliche e interventi privati rimangono fermi per anni. Decine di comuni della Pedemontana Veneta, tra cui Revine Lago, Cison di Valmarino, Valdobbiadene, San Donà di Piave, Treviso e molti altri, ci segnalano quotidianamente lo stallo che impedisce loro di programmare e realizzare interventi fondamentali per i cittadini e per lo sviluppo locale. Insomma, direi che è ora di tagliare quello che gli inglesi chiamano the red tape, cioè tutta la burocrazia e gli impedimenti che naturalmente non accelerano affatto i servizi che i cittadini richiedono. Ecco, che altro si può fare per migliorare la situazione, onorevole? Si tratta semplicemente di
di sollecitare le autorità di bacino affinché esaminino questi piani e diano un loro parere, perché ovviamente non dare un parere non espone a nessuna responsabilità, ma io presumo che comunque all'interno delle autorità di bacini ci siano dei tecnici che sono retribuiti per assumersi delle responsabilità, per esaminare i piani. Dopo è chiaro che noi amministrazioni pubbliche non vogliamo fare nulla, vogliamo rispettare l'ambiente, vogliamo fare tutto ciò che è in sicurezza per i nostri cittadini, ma nel momento in cui viene redatto un piano e nel momento in cui un tecnico lo esamina, quel tecnico deve dirci quello che si può fare e non si può fare, e noi diligentemente ci atteniamo a ciò che ci viene concesso di fare, ma andiamo avanti. Certo, e questa è la cosa più importante. Onorevole, senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma penso che, per come conosco il ministro Fattin e il vice ministro Gava, sicuramente si attiveranno presso le autorità di bacino, e nel caso specifico le autorità di bacino delle Alpi orientali, proprio perché smaltiscano, diciamo, quell'arretrato e che sblocchino quelle situazioni che attualmente ingessano molti comuni dei nostri territori. Molto bene. Allora, onorevole, io la ringrazio molto e al piacere di risentirci presto. Grazie a voi, grazie mille, grazie. Di nuovo, grazie. Sigla. Qui Parlamento. E rieccoci, riprendiamo la linea. Intanto vi aggiorniamo su quello che sta succedendo nel mondo. Iran International. L'Inghilterra ha ritirato parte del suo personale da una base aerea nel Qatar in attesa di possibili attacchi da parte degli americani. Quindi, come vedete, c'è chi comincia a ritirarsi le truppe, c'è chi sta sollecitando da stamattina Arabia Saudita, Oman e Qatar, segnatamente, hanno cominciato a chiedere a Trump di non attaccare l'Iran, anche perché questo causerebbe un terremoto sul mercato petrolifero e innescherebbe dei problemi nell'economia americana. Nel frattempo, un'ora fa, verso le 17:30, ora italiana, vi stiamo dando ovviamente le notizie in ora italiana, la missione americana in Arabia Saudita ha avvisato il personale invitandolo a esercitare un'attenzione accresciuta e evitare i viaggi non essenziali verso installazioni militari, basi e così via nella regione del Medio Oriente, questo perché naturalmente le tensioni attuali lo sconsigliano fortemente. Tra l'altro la missione americana, appunto, la missione diplomatica per l'Arabia Saudita, invita anche i cittadini americani a comportarsi allo stesso modo, anche perché sta continuando a monitorare la situazione. Il Qatar 2 ore fa ha annunciato di aver completato tutti i preparativi per l'eventuale difesa della base di Al Udeid, che si trova alla periferia della capitale Doha. È un nome che probabilmente qualcuno di voi ricorderà ancora, perché Al Udeid è la principale base americana nel Golfo Persico, che si trova appunto qui in Qatar, e che era stata colpita simbolicamente da un paio di missili iraniani che non avevano nemmeno fatto tanto danno l'estate scorsa, quando c'è stata la guerra dei 12 giorni. Invece l'advisor di Khamenei, Tal Ali Shamkhani, ha detto che l'Iran, se attaccato, risponderà a qualunque attacco, e in particolare ha provocato Trump dicendo: il presidente americano, che ogni volta menziona la ridicola aggressione contro i centri nucleari iraniani, farebbe meglio anche a ricordarsi di quando gli abbiamo distrutto la base di Al-Udeid con i missili iraniani. Che Al-Udeid sia stata distrutta dai missili iraniani, lo sto apprendendo adesso, mi sembra un'evidente cazzata. Però vedete, questa è una guerra che si combatte anche sulla base di dichiarazioni varie ed eventuali. I francesi oggi pomeriggio hanno detto, anzi a ora di pranzo hanno detto: siamo pronti a portare a fare entrare i terminali Eutelsat in Iran di straforo, questo per dare alla gente la possibilità di collegarsi a internet e comunicare col mondo. Pensate che su una popolazione di 90 milioni di anime si stima ci siano tra i 50 e i 100.000 terminali Starlink, che è l'internet ad alta velocità di Elon Musk, quella che funziona col sistema satellitare. È molto poco, però è quel poco che permette al mondo in questi giorni di ricevere i video delle violenze, di quanto accade
a Teheran e dintorni. Prima della pausa vi voglio leggere un attimo una zappa che ci è stata mandata dal nostro Maurizio, 340 670 9659 se volete scrivere voi. Vergogna, mondo politico italiano, nessuna manifestazione di solidarietà col popolo iraniano, tutto perché prendiamo gas e petrolio da questi sanguinari, altro che la Russia. Perdonami, Putin non è San Francesco, e tra l'altro vorrei ricordarti che stamattina il ministro Lavrov ha detto che che la Russia manterrà i suoi accordi bilaterali con l'Iran indipendentemente da qualsiasi intervento di terze parti, e che gli americani non sono credibili perché tutto quello che fanno lo fanno per il petrolio, loro invece lo fanno per la gloria, come stanno facendo in Ucraina da 4 anni. Va bene, noi andiamo in pausa e poi torniamo dopo la pubblicità con P-Lion, Happy Children del 1984, tra poco. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
Grazie Natalia, alle 18:35 minuti, 35 minuti e 35 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1115 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Prima di passare al faccia a faccia di questa sera avete ascoltato P. Lion, Happy Children del 1984. Noi li vorremmo tutti felici, i bambini del mondo. Tra poco vi spiegherò anche il perché di questo pezzo. Vi do un aggiornamento. È stata attivata una struttura costituita dagli Stati Uniti e i suoi alleati regionali nel Golfo Persico. Hanno attivato una nuova struttura di coordinamento per la difesa aerea e antimissile presso la base di Al-Udeid in Qatar. Questo nuovo comando praticamente serve a rafforzare la difesa integrata nel Medio Oriente. Questo è quanto informa il Pentagono. La cellula di difesa del Medio Oriente, di difesa combinata, così si chiama, si trova appunto dentro il centro operativo delle operazioni aeree coordinate ad Al-Udeid ed è guidata da personale degli Stati Uniti e personale degli stati che partecipano appunto a quest'opera di difesa. Trattasi di un passo avanti significativo, dice il comandante del settore, l'ammiraglio Brad Cooper. Questo è un passo significativo in avanti nel rafforzamento della cooperazione per la difesa regionale. Ha detto anche che questa nuova cellula operativa servirà a migliorare la coordinazione e la condivisione di informazioni sulle responsabilità inerenti alla difesa aerea e antimissile. Quindi, come vedete, Marte comincia a scuotere le sue lance, a far sentire il rumore delle sue calighe sulla via della storia. Allora, questa informazione tra l'altro arriva come fonte Iran International, che tra l'altro in questo periodo si è guadagnato ampia stima professionale da parte dei colleghi, perché questa testata, che ha sede in Arabia Saudita, informa molto puntualmente con buone fonti all'interno dell'Iran, che operano proprio grazie allo Starlink di Elon Musk. Ma perché io vi ho fatto ascoltare Happy Children? Perché c'è qualche bambina segnatamente, che così felice non è. Ed è una bambina di circa 10 anni che nell'estate del 2024 è stata violentata da un bangladino di 29 anni. Questo signore è stato processato alla magistratura italiana. La magistratura italiana non lo ha condannato per stupro. La bambina poi si è scoperto che era incinta e ha abortito, e non è stato condannato per stupro, ma è stato condannato per atti sessuali con minore. Si è beccato 5 anni di carcere. Allora io ho pensato di parlarne con l'onorevole Simona Bordonali, che è bresciana, conosce la situazione, e state un po' a sentire che cosa mi ha detto. Natalia, vai pure. E allora, l'ospite di questa sera per questo nostro primo faccia a faccia, gradita ospite, è l'onorevole Simona Bordonali, bresciana, segretaria della prima commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni. Onorevole, intanto grazie del suo tempo e benvenuta. Io prendo le mosse da una notizia che francamente stamattina mi ha lasciato esterrefatto quando l'ho letta sia sul Libero che sulla Verità. Cioè, a Brescia un magistrato ha deciso di dare 5 anni di carcere a un bengalese che nell'estate 2024, leggo qua dall'articolo del collega Fabio Rubini sul Libero di stamattina, aveva abusato di una bimba mettendola incinta. I fatti sono avvenuti in un ex albergo di Collio, provincia di Brescia, che all'epoca era usato come centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove la vittima era ospitata assieme alla madre. La scoperta è avvenuta quando la bambina, a causa del forte mal di pancia, è stata trasferita in ospedale, dove gli accertamenti medici hanno rivelato la gravidanza e hanno portato all'aborto. In seguito sono state accertate le responsabilità del bengalese, che reo confesso, è finito a processo con rito abbreviato. Il giudice sostanzialmente ha derubricato il reato da violenza sessuale a rapporti sessuali con minori,
perché secondo il giudice non c'è stata violenza, ma l'uomo ha comunque agito senza che la bambina, vista l'età, potesse essere in grado di essere consenziente. Mi scusi, onorevole, ma lei ci ha capito qualcosa da questi giochi di parole? Io ho capito che è una grande vergogna tutto quello che è accaduto dall'inizio, dall'estate del 2024, dove in un centro d'accoglienza, tra l'altro in un paesino montano delle nostre valli bresciane, un bengalese di 29 anni, tengo a sottolinearlo, quindi non un ragazzino, un uomo di 29 anni, ha messo incinta questa ragazzina, questa bambina di 10 anni, all'interno di un centro d'accoglienza, quindi un luogo dove in teoria questa bambina doveva sentirsi ed essere protetta. E qua è il primo passaggio importante su cui vorrei attirare l'attenzione sua e degli ascoltatori di Radio Libertà. Certo, anche La perché che bella bambina, parola, accoglienza. infatti, la bambina resta incinta, ovviamente viene praticato l'aborto terapeutico a questa bambina, l'uomo finisce in carcere e ieri arriva una sentenza. Dobbiamo dire che già il PM aveva chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione e quindi già questo ci aveva fatto indignare, perché dobbiamo ricordare che la violenza sessuale su minore prevede una pena ad oggi che va dai 6 ai 12 anni, mentre per quanto riguarda atti sessuali su minori, la pena va dai 5 ai 10 anni. Ed è qui che dobbiamo incentrare l'attenzione. Praticamente il giudice, per giudicare e quindi per infliggere la pena a questo bengalese di 9 anni, ieri ha ritenuto che non ci fosse stata violenza sessuale, accogliendo, badate bene, la tesi difensiva di questo bengalese, ovvero che tra lui e la bambina di 10 anni c'era già una relazione e quindi è stato derubricato ad atto sessuale, non violenza sessuale, come se la bambina fosse stata consenziente rispetto a questi atti sessuali. Voi mi dovete spiegare in quale mondo, in quale galassia, perché è una cosa che qua non può esistere, nella nostra cultura non esiste, che una bambina di 10 anni venga ritenuta consenziente di fronte a un atto sessuale e quindi si dia la possibilità a colui che ha abusato di vedere ridotta la propria pena ulteriormente ridotta perché ha utilizzato il rito abbreviato e quindi 1/3 della pena in meno. Ecco, direi che queste notizie oggi ci hanno fatto rabbrividire, perché pensare che dopo tutto quello che ha subito questa bambina, pensate a livello psicologico, le violenze, perché di quello si tratta e di quello dobbiamo parlare, perché violenze fisiche e sicuramente psicologiche, perché se questa persona ha parlato di un rapporto tra lui e la bambina, ovviamente ci sono state anche delle violenze psicologiche forti, oltre a quelle gravissime fisiche e sessuali nei confronti di questa povera bambina che porterà questo, penso, per tutta la vita, questo trauma per tutta la vita. E noi abbiamo una persona che, sapendo poi come andrà con la buona condotta e quant'altro, nel giro di 3 anni probabilmente sarà già fuori dal carcere e magari tornerà a fare quello che ha fatto mentre veniva accolto in un centro d'accoglienza con i soldi dei cittadini italiani. Questa persona veniva accolta ed è accaduto questo. Però io mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Prego. Mi permetto di aggiungere un'altra cosa. Che ho già ribadito, sono stata anche più volte minacciata di querela per questo, ma alla fine non mi è ancora arrivata la querela, ma io ogni volta lo ribadisco. Qui c'è una grande responsabilità anche dei gestori di questo centro d'accoglienza, perché io quando
accaduto questo fatto, mi sono recata a vedere questo centro di accoglienza e a parlare con i gestori. Li ho voluti vedere in faccia queste persone, chiedendo loro come era possibile che non avessero garantito la sicurezza a questa bambina e come fosse nulla. Sono cose gravissime e devono fare riflettere ulteriormente anche su questa accoglienza sulla quale noi siamo intervenuti, perché negli anni è stata un'accoglienza di ingrossare e di ingrassare il portafoglio di alcune persone che non a fare una vera e propria accoglienza di chi scappava dalle guerre. Ecco, quello è ciò che noi abbiamo sempre denunciato e al quale abbiamo messo in questi anni nuovamente un freno dopo quello che era stato messo dal ministro Salvini quando era ministro dell'Interno, tolto poi dal ministro Lamorgese e rimesso ora con questo nuovo governo di centrodestra dove il ministro Piantedosi e il nostro sottosegretario Nicola Molteni stanno facendo veramente cose impossibili per la situazione che abbiamo ereditato dalla sinistra. Ecco, a maggior ragione io le chiedo questo, cioè l'avvocato del bengalese Davide Scaroni dice sostanzialmente che il nostro codice prevede che ci sia possibilità di consensualità anche sotto i 10 anni. Quindi vuol dire che il sistema contempla che possa esserci un consenso sicuramente viziato e che non fa venire almeno il reato anche da persone di età molto contenuta. Ora, che io sappia, il sesso con dei minori fino a 12-13 anni è tranquillamente etichettabile come pedofilia. Quindi io apprendo che in questo paese, se c'è il consenso, per quanto possa essere viziato sotto i 10 anni, in pratica in Italia abbiamo da tempo legalizzato la pedofilia, che mi sembra qualcosa di lunare, se mi posso permettere. Quindi, prima cosa, mi sa che sia il caso di rivedere anche profondamente le norme in materia di consenso sessuale e soprattutto a tutela dei minori, perché vedo che la situazione è davvero drammatica. Insomma, giustificare uno che viene a 29 anni e dice la bambina aveva 10 anni ed era consenziente. Io non ho... Mi viene da rimettere anche solo all'idea, scusi il termine, anche solo all'idea di uno di 29 anni che cerca sesso con una di 10 anni. Quindi già questo Spaventoso. io lo trovo spaventoso. Ma poi c'è anche un altro fatto, onorevole. Qui c'è da rivedere proprio tutta la questione dell'immigrazione, perché accoglienza è una parola che dovrebbe presumere sicurezza soprattutto e dovrebbe presumere anche merito di chi chiede di essere accolto. Cioè significa io sono una persona per bene, sto scappando da una serie di guai e di problemi, accoglietemi. Perfetto, ti apriamo le braccia, ti diamo protezione, quello che vuoi. Qui con le braccia aperte, la protezione e tutto il resto, questo ha ben pensato di andare con una bambina. Allora, cosa c'è da cambiare? Anche perché vedo che in commissione state lavorando anche a delle normative a proposito della condizione dello straniero. Io torno indietro agli studi di giurisprudenza, ricordo che la condizione dello straniero è che i diritti sono concessi in condizione di reciprocità con gli altri paesi e non mi pare che ci sia reciprocità nel permettere a uno di 29 anni di andare con una bambina di 10. Assolutamente. Guardi, io partirei dalla sua prima domanda. Sì. Pensare che una bambina di 10 anni possa essere dichiarata anche responsabile, perché di fatto vi è indirettamente la corresponsabilità di questa violenza nei confronti della bambina e questo è terribile. Penso che veramente grida vendetta solo questo. Ipotizzare il consenso di una minore di questa età è scardinare ogni principio di tutela dell'infanzia su cui si fonda il nostro ordinamento. Se c'è la necessità, e penso che a questo punto violenza sessuale, di cosa è atto sessuale. Purtroppo sappiamo benissimo che le norme, pur essendoci, spesso vengono interpretate. Quindi se c'è la necessità di evitare
un'ulteriore interpretazione su questi temi, noi ci siamo già messi al lavoro affinché non ci sia la possibilità di arrivare all'interpretazione di nessuna norma che riguarda fatti gravi come questa. E quindi ci stiamo già mettendo al lavoro con un disegno di legge, ma ancora meglio se riusciamo con degli emendamenti ai decreti che sono sicuramente più veloci, più rapidi e più efficaci. Per quanto riguarda tutte le norme stringenti che stiamo mettendo da quando siamo al governo per riequilibrare una situazione che aveva visto un lassismo nei confronti dell'accoglienza e dell'immigrazione, veramente, come dicevo precedentemente, con il nostro sottosegretario Molteni si sta facendo un lavoro continuativo e molto impegnativo. Uscirà un nuovo decreto sicurezza, continueremo a rendere, cosa che abbiamo già fatto, ancora più stringente il tema dell'accoglienza, perché oltre al fatto che sono diminuiti notevolmente gli arrivi e quindi il problema dell'accoglienza è stato ridimensionato, quello che abbiamo visto nei famosi anni degli sbarchi con Alfano dei governi di centrosinistra oggi non esiste più, anche se esistono le conseguenze di persone che nel corso degli anni sono arrivate sul nostro territorio. Sono passati anni, hanno preso la cittadinanza e oggi assistiamo alle problematiche legate alle seconde generazioni. Ma anche su questo si sta lavorando all'interno di questo decreto per mettere dei paletti ben definiti a questo diffondersi di violenza ad opera di questi giovani che rappresentano in effetti le seconde generazioni e quindi a tutti gli effetti sono anche cittadini italiani in molti casi. Per quanto riguarda, e torno a monte, all'accoglienza, io ribadisco, in questo caso c'è stato sicuramente una mancanza anche da parte di coloro che dovevano garantire la sicurezza a questa ragazzina e mi stupisce che ad oggi non sia stato aperto nessuno fascicolo anche nei confronti di queste persone che dall'accoglienza nel corso degli anni, trasformando quello che era un albergo in montagna, un ristorante, albergo con ristorante in montagna, abbastanza storico, tra l'altro è conosciuto nella nostra Valtrompia, l'hanno trasformato in un centro d'accoglienza, come hanno fatto tanti imprenditori trovando guadagni molto più semplici e molto più facili, ma non utilizzando e non rispettando tutte le norme che sono previste nel momento in cui si apre un centro d'accoglienza, quindi andare verso una integrazione e soprattutto applicare quei controlli che devono essere effettivi e che, come in questo caso, sono mancati. Onorevole, per concludere, ovviamente i magistrati applicano la legge, quindi noi non vogliamo dare la croce addosso al magistrato che ha firmato questa sentenza, ci mancherebbe pure. Però resta il fatto che queste leggi che ci sono, lei dice lassismo, io aggiungerei quando sono state scritte eravamo tutti italiani e quindi si ragionava in un certo modo. Oggi siamo una società in cui, diciamo così, ci sono dei nuovi arrivi che sono culturalmente e anche religiosamente, e questo forma anche la loro morale, non affini alla nostra società. Quindi anche qui che cosa possiamo fare? No, sicuramente, come dicevo precedentemente, noi stiamo già lavorando ad evitare le interpretazioni, perché come ha detto lei, i giudici applicano le leggi, ma talvolta le interpretano. L'abbiamo visto in tantissimi casi anche legati all'immigrazione. Mi riferisco ad esempio quando si parlava dei paesi sicuri, le varie interpretazioni che venivano date per evitare che si arrivasse ai risultati voluti da questo governo, perché io lo dico tranquillamente, ci sono per carità magistrati che fanno perfettamente il loro dovere, ci sono magistrati che cercano di attuare la norma ma a pro domo propria, con una propria interpretazione e senza andare nella direzione, come mi permetto di dire in questo caso, di tutelare al 100% la vittima. Molto bene.
Onorevole, senta, per finire, quali saranno ora i suoi prossimi impegni in commissione? Guardi, sono già impegnatissima perché sarò relatrice del decreto mille proroghe, che è un decreto che tutti conosciamo annualmente, e mi rendo conto, ogni anno si dice, è pazzesco che in Italia debba esserci un decreto che proroga norme, che proroga leggi, ma di fatto c'è, ma è anche molto importante perché dà la possibilità, ad esempio, a tanti enti locali di non essere sottoposti ad infrazioni o ad altro, quindi è comunque molto importante. E poi abbiamo la riforma della polizia locale, alla quale stiamo finalmente mettendo mano dopo anni d'attesa da parte degli uomini e delle donne della polizia locale, e siamo in attesa che venga approvato dal governo questo nuovo decreto sicurezza che, siamo sicuri, ci impegnerà ma ci darà anche notevoli soddisfazioni. Allora, onorevole, buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Sicuramente, sono sempre a disposizione di Radio Libertà e mando un saluto e ringraziamento a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie ancora. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 18:56 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1115 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di quest'oggi, mercoledì 14 di gennaio 2026. Nel frattempo il mondo sta andando avanti, la storia, gli ingranaggi della storia stanno girando. Tajani dice adesso, il ministro degli esteri Tajani dice adesso che l'Iran ha convocato il nostro ambasciatore a Teheran, è già la seconda volta che succede nel giro di pochi giorni, anche perché sapete che avantieri erano stati convocati non solo il nostro ambasciatore, ma anche quelli di Francia, Gran Bretagna e Inghilterra, per ricevere una lavata di capo dal ministro degli esteri Araki, il ministro degli esteri iraniano, il quale si era lamentato dicendo che quello che voi state facendo appoggiando i ribelli, i rivoltosi, altro non è che un'ingerenza indebita all'interno dell'attività politica del nostro paese. E quindi diciamo che non era stato un momento piacevole. Poi tra l'altro c'era stato un cadeau fatto dal Ministero degli Esteri iraniano nei confronti di Tajani e di tutti gli altri ministri degli esteri dei paesi appunto che vi stavo dicendo, e c'è una serie di video offerti gentilmente dal regime iraniano, il quale avrebbe dovuto decidere di, come possiamo dire, avrebbe dovuto istruirsi sul fatto che le persone scendono pacificamente a protestare, mentre invece sono degli agitprop che sono stati mandati da Israele e dagli americani. Benissimo, sono arrivate delle zappe al 340-670-9659 a proposito della vicenda avvenuta in quel di Brescia. Vediamo un po', un sì grande come una casa al referendum, poi portano via i figli alla famiglia nel bosco. E ancora, vediamo un po', Maurizio, datti una calmata, non sono messaggi che io posso leggere in diretta, specialmente a quest'ora, perdonami. Esiste anche un codice penale, datti una calmata, te lo do proprio come consiglio fraterno, esprimiti in maniera più civile, per favore. Si può essere d'accordo o non d'accordo, come in questo caso, su questa vicenda e sulla sentenza che è stata emanata, ma ti pregherei di contenerti nelle tue espressioni. Le 18:59 minuti e 46 secondi, noi andiamo in pausa, ci sentiamo Cesare Cremonini, Kashmir del 2018 e torniamo tra poco. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
figlio di Mujahideen, nato sotto il cielo del Kashmir. Hai perso il paradiso ma l'Europa è così, cerca il diavolo negli occhi degli altri. Ti chiamano Mujahideen, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi. La gente si spaventa quando è in metro con te, più li guardi più ti sembrano pazzi. È vero che hai imparato le canzoni di Pharrell, tutto sommato fai una vita normale, ma tutte le ragazze qui vedono così, come mezzo criminale, uno spia medio orientale. Io se fossi un dio vi direi così, io coi mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Non sono un mujahideen, ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir. La luce della fede mi ha portato fin qui, come il vento soffia dietro ai miei passi. Giuro che ho studiato nelle scuole migliori, so che gli alcolici ti portano fuori, ma il giorno del Signore qui è sempre venerdì. Questa vita occidentale, no, non è così male. Io se fossi un dio ballerei così, io con mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Grazie Natalia. Allora la Lufthansa, informa Iran International, pochi minuti fa ha ordinato al suo staff in Israele a prepararsi a lasciare il paese e soprattutto ha ordinato a partire da domani, giovedì, la cancellazione di tutti i voli da e per Israele. Signore e signori, le 19, 3 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per quanto riguarda appunto la puntata numero 1115 di Zoom. Apriamo brevemente il telefono allo 0292947222 se volete essere dei nostri a commentare quello che ci siamo detti con l'onorevole Bordonali. Vi invito ad avere naturalmente una certa civiltà nell'esprimervi, questo perché non siamo il bar, siamo un emittente nazionale e ci sono anche precise norme del codice penale da rispettare. Quindi cortesemente, se volete intervenire, vi date, se qualcuno di voi è un po' invalvolato, si beve un bicchiere d'acqua e poi dopo formula con calma lo 0292947222. Capisco che il tema suscita molta emotività, ma vi prego di contenervi. Tutto qui. Altra cosa che vi dico, diamo un'occhiata anche alle agenzie stampa, in questo caso l'ANSA, l'apertura dell'ANSA con la notizia che vi ho dato all'inizio della trasmissione, probabile intervento militare USA in Iran entro 24 ore, lo scrive appunto l'agenzia Reuters. Un funzionario israeliano, Trump ha deciso, i media e gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente a titolo precauzionale, Teheran, USA e Israele responsabili per le morti di civili, se attaccati colpiremo le basi USA. Mosca, l'UE sostiene la ribellione. Pandoro Gate, Chiara Ferragna assolta dall'accusa di truffa. Il fronte artico, Trump insiste, la Groenlandia ci serve, Copenaghen rafforzerà la presenza militare, finito il vertice a Washington. L'Ucraina, Witkoff e Kushner presto a Mosca, Lavrov pronti a incontrarli, speriamo bene. Mattarella alla mostra per i 50 anni della Repubblica, oggi il 14 di gennaio del 76 usciva il primo numero
della Repubblica, il capo dello Stato all'inaugurazione. Aumento di quasi il 25%, volano i prezzi degli alimentari, indagine dell'antitrust su grande distribuzione, aumento di quasi il 25% in 4 anni, superiore di quasi 8 punti rispetto all'indice generale dei prezzi. Andiamo allora a dare un'occhiatina a questa notizia che naturalmente tocca i nostri borselli. L'antitrust ha avviato, scrive l'ANSA, un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata, la GDO, lungo la filiera agroalimentare, anche prendendo spunto dalla netta divaricazione che si è determinata negli ultimi anni tra inflazione generale e inflazione dei generi alimentari. Sulla base dei dati Istat, evidenzia l'autorità, tra ottobre del 2021 e ottobre del 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno registrato un più 24,9%, superiore di quasi 8 punti rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo, pari al 17,3%. Essa evidenzia un forte squilibrio di potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle grandi catene della GDO. Questo è un problema, aggiungo io, che si è sempre verificato e che soprattutto hanno percepito gli allevatori con il latte, con il prezzo del latte. A maggior ragione, vi ripeto, quando siete davanti allo scaffale, ricordatevi che state anche votando. È anche un atto politico, se volete, perché state dicendo questo campa, questo no, questo potrà far crescere i figli col suo lavoro, questi sono soldi che vanno invece alla GDO e così via. Continua l'ANSA, nell'ambito della filiera agroalimentare, l'anello della catena rappresentato dalla fase di scambio tra distributori finali e fornitori rappresenta uno snodo cruciale sia per la determinazione del livello di remunerazione dei fornitori e di conseguenza della redditività delle attività produttive a monte, sia per la definizione dell'andamento dei prezzi al consumo, scrive l'antitrust. In tale contesto, spiega, l'indagine intende approfondire, tra l'altro, le modalità di esercizio del potere d'acquisto da parte delle catene della GDO, anche attraverso diverse forme di aggregazione non societaria, cooperative, centrali, supercentrali. La richiesta ai fornitori da parte delle catene distributive di corrispettivi per l'acquisto dei servizi di vendita, come l'inserimento in assortimento, le modalità di collocamento dei prodotti a scaffale, le promozioni, il lancio di nuovi prodotti, ovvero il cosiddetto trade spending, il crescente rilievo dell'incidenza dei prodotti a marchio del distributore, le cosiddette private label. Quindi anche qui vedete che l'antitrust si sta muovendo e questo è molto interessante per quanto riguarda i nostri poveri borselli quando ci troviamo appunto a fare la spesa. Poi però viene in mente quello che diceva ieri il senatore Borghi, dice tanto alla fine, giustamente aggiungerei, siccome il cliente è re e il cliente poi dice vabbè questo mi costa di meno e lo compro, caggia fa. E anche questo è vero. Allora, nel frattempo, vedete, è tutto un grande movimento in Medio Oriente in questo periodo. E detto tra noi, da un lato è entusiasmante, dall'altro è anche doloroso, perché vedete che ci sono migliaia di morti quasi dappertutto, da quelle parti. Vedete anche quello che sta succedendo in Iran, vedete anche la brutale repressione da parte di questo regime fanatico. E abbiamo però una notizia: l'inviato americano Steve Witkoff ha annunciato che sta per iniziare la fase 2 del piano per la fine della guerra a Gaza, il piano Trump, no? E ci sarà quindi la costituzione di un governo tecnocratico palestinese, inizierà la ricostruzione e la completa smilitarizzazione di Gaza, incluso il disarmo di Hamas e di altri gruppi palestinesi. Ha detto Witkoff che l'America si aspetta che Hamas rispetti pienamente i suoi obblighi, nel caso incluso anche la restituzione dell'ultimo ostaggio israeliano morto. Il fatto che questi signori non adempieranno a quanto pattuito avrà delle serie conseguenze per loro. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Sì, buonasera signor Tonino, Lisetta.
Io però cambio argomento, se non le spiace, perché volevo parlare del capotreno ucciso a Bologna. Dica pure. E allora cosa fare per la sicurezza, secondo la Lisetta? Allora, ora la giustizia, signor Tonino, non mi interessa, si poteva fare prima. Così comincia un articolo della scorsa settimana, sono parole del padre del capotreno ucciso a Bologna. Allora, se mettiamo in fila, signor Tonino, tutti gli omicidi avvenuti, anzi direi annunciati in questi ultimi anni, che si potevano evitare, l'elenco sarebbe lunghissimo. Allora, la polizia ha lacci e lacciuoli e tutto il loro impegno viene vanificato. La burocrazia dà una mano, la magistratura due. La politica, anziché arginare tale deriva, prosegue in una diatriba infinita, dico io. Mi chiedo se non fosse il caso che i due schieramenti, anzi ormai chiamiamoli pure nemici, esprimessero un pensiero comune per porre fine a una situazione ormai fuori controllo. Oggi purtroppo uno fa e l'altro disfa e continuano come bambini all'asilo. Il cittadino, l'onesto lavoratore, ne ha le tasche piene e non solo il sentore che il Far West sia vicino e palpabile. Spero solo, signor Tonino, che questi chiamato al voto, sempre che ci vada, si esprima chiaramente e con percentuali bulgare da che parte stare. Cambierà qualcosa, non resta che sperare. Tutto qua, la saluto e buonasera. Grazie Lisetta, ecco vi ricordo si voterà il 22 e 23 marzo, qui funziona che chi piglia un voto in più vince, quindi non ci possono, non facciamo discorsi, io mi astengo per protesta, no, tu ti astieni e decidono tutti gli altri, poi però se gli altri decidono in senso contrario a quello che avresti voluto tu, l'unica cosa che si può fare è tacere, perché vuol dire essersi esternati dal dibattito e dall'agone politico quando era il momento opportuno. 19, 12 minuti e 44 secondi. Grazie Elisetta come sempre. Adesso, bella gente, abbiamo con noi Suad Sbai. Con lei facciamo il punto sull'Iran e sull'immigrazione. Stasera è tornata a trovarci Suad Sbai, graditissima ospite come sempre, che vi ricordo già parlamentare, giornalista e in più responsabile del Dipartimento Immigrazione e Integrazione della Lega. Allora, Suad, intanto grazie ancora del tuo tempo e della tua disponibilità. Nei giorni scorsi tu facevi una riflessione a proposito della violenza in Iran. A che punto è la notte in Iran? Sta arrivando l'alba o siamo proprio nel buio più profondo, secondo te? Grazie dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo ancora nel buio. L'Iran non è solo una crisi diciamo interna dell'Iran, ma un nodo molto centrale della geopolitica mediorientale e anche quella europea. E perciò il buio ce l'abbiamo anche noi, perché è una questione che ci tocca a tutti, tocca tutto il mondo. E la situazione, come dicevamo l'incontro precedente, che si parlava di 4 morti, 5 morti, qui stiamo le notizie che ci arrivano sono drammatiche, si parla più di 20.000 morti, non parliamo dei carceri ormai, non li danno neanche da mangiare all'interno del carcere e dove le oppositori non ci sono spariti, cioè del nulla, sono sicuramente uccisi, perciò un Iran senza nessun... Non c'era già prima l'opposizione, ma oggi ancora meno, c'è una situazione, certo non è il Venezuela che qualcuno vuole paragonare questa crisi, che comunque è una crisi che era là, non è, ne abbiamo parlato tantissime volte, l'ho scritto anche nel mio libro, l'Iran dei Mullah, che la crisi economica dell'Iran è una crisi che non ha uguale, è una crisi drammatica, sono scesi, non è solo la popolazione delle donne o i movimenti, qui sono scesi tutti i negozianti, i bazar, sono quelli che alla fine contano nel paese, perché sono quelli che hanno fatto l'altra rivoluzione, quella del 79, cioè alla fine
hanno cambiato idea. Una crisi, è buio, ma c'era già prima, è solo che noi abbiamo un pochino fatto finta di non vedere quel buio iraniano che è drammatico, che da anni che non c'è democrazia, non c'è libertà, non c'è nulla, è un popolo acculturato, è un popolo che è andato comunque avanti, un popolo non è stato al gioco, non è rimasto al gioco dei mullah islamisti radicali, o lì le moschee da anni che sono ormai deserti e che sono pieni solo quelli del Khamenei, moschee dove lui unisce i suoi e basta. La gente è stanca di questo regime, però c'è un grande problema che l'Iran vive un momento forte di tensione interna che bisogna sedersi a tavolino tutti quanti, capire un pochino come uscirne, perché non è facile, ecco, è un po' complesso. A maggior ragione la domanda che ti pongo è: cadrà stavolta il regime? E se sì, che cosa c'è? Perché da più parti si parla del principe Pahlavi, il figlio dell'ultimo Shah. Trump prima aveva detto no, non mi sembra ancora il caso di invitarlo a Mar-a-Lago all'incontro con Netanyahu. Poi lui pubblicamente invece ha detto di essere in contatto costante con Trump. Ha questo piano per i primi 100 giorni, questo piano per arrivare a un'assemblea costituente, un referendum, la scelta tra monarchia e repubblica. Sembra quasi l'Italia del 1946. Però ce la può fare lui eventualmente a prendere di nuovo le redini del paese, o quantomeno fare da traghettatore? Il regime è ancora a saldo in questo momento, che parliamo, poi domani sicuramente la situazione può cambiare per quanto riguarda il suo piano, diciamo, repressivo, è molto saldo, ma anche molto debole nel piano dei consensi. Questo è chiaro, consenso del popolo iraniano. L'Iran oggi diciamo, è un paese instabile in tutto, sia la crisi economica sia anche la credibilità anche del regime verso diciamo, tutto il mondo, anche quello mediorientale. Ma dall'interno diciamo è molto attivo, all'esterno c'è una combinazione diciamo che rende dei vari fattori a rischio che possono farlo cadere, ma all'interno lo possono far cadere. Non può venire, ecco, dimentichiamoci questi passaggi, no? Del fatto di possiamo da fuori, no? Sì, possiamo denunciare alta voce quello che sta succedendo oggi in Iran, che è inaccettabile, ma nel stesso tempo non è che possiamo pensare o decidere chi mettere al posto del regime. Sarà il popolo, siccome l'opposizione, non è che non c'è un'opposizione interna che ormai fa opposizione da 40 anni, senza parlare di tante donne che abbiamo citato tante volte e anche tanti medici, giornalisti che sono tutti in carcere. Secondo me vanno considerati quelli ancora in vita, bisogna insomma in un momento di crisi far uscire quegli menti diciamo dell'opposizione del regime e farla sedere a un tavolino, e poi eventualmente anche a quelli che sono all'esterno, per carità, come il figlio dello Shah, per trovare una coesione che io penso che va trovata all'interno, perché non possiamo pensare
agli iraniani come che sia un popolo non attento alla democrazia o alla cultura, diciamo soprattutto alle vera opposizione. Il problema è che bisogna condividere il cambiamento con lo stesso opposizione, lo stesso popolo. Non si può imporre dall'esterno una persona che comunque è sempre stata attenta a quello che succedeva in Iran, per carità, però bisogna sentire il popolo. È quello che è successo, diciamo, anche in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa volete? Monarchia o repubblica? Questo va richiesto. Pallavi, secondo me, il passaggio è questo, devi chiedere al popolo. Vogliono una continuità, un ritorno un ritorno della monarchia o scegliere la repubblica, e a quel punto ci sono tutti gli oppositori che possono oggi, perché no, tenere la situazione, che sono politici, sono partiti anche politici, non è che non ci sono, il problema è che bisogna andare a reperire nei vari carceri, quei carceri che l'alba non l'hanno mai vista, ecco. Senti, in questo momento giunge notizia che gli americani stanno ritirando del personale dalle principali basi americane del Medio Oriente, questo come precauzione vista la situazione attuale. Ma allora un bombardamento o un attacco americano servirebbe ad aiutare i manifestanti oppure no? Ma questo bisogna vedere cosa ha in testa Trump, è chiaro. Condividerei se non toccassero, diciamo, la popolazione, un bombardamento che sia solo strategico, che non vada a fare altri vittime più di quelli che ci sono oggi. Chiaro che bene tirare tutti diciamo americani, quelli dell'ambasciata, perché possono essere comunque presi come ostaggio, come è già successo nel 79, non è che insomma, ci sono passati, ma Come secondo no? me anche l'Italia dovrebbe fare la stessa cosa, anche l'Europa. Bisogna che tutti i nostri connazionali che sono a rischio devono farli tornare al più presto o allontanarli almeno della zona. Non è che si può parlare solo degli americani, bisogna parlare anche dei nostri, perché qui sì, mandiamo via gli americani e poi gli italiani che fanno? Rimangono lì sotto le bombe. Secondo me bisogna allargare, poi bisogna secondo me avere piedi di piombo su questa questione, andare a attaccare. Ci sono tutti, perché no? Diciamo, io penso che si può attaccare, però bisogna sempre conoscere il popolo, conoscere diciamo il regime di Khamenei, che è armato, che non abbiamo i militari o l'esercito che quando l'esercito andrà contro il regime sarebbe ideale eventualmente entrare in Iran. Finché il regime è ancora saldo diciamo pieno saldo, diciamo piano molto saldo, lì è un po' difficile. Bisogna parlare con qualche oppositore forte, ma all'interno anche dell'esercito. Si trova perché insomma si può trovare, però bisogna, secondo me, il mio parere, anche per carità, più che altro per non fare altre vittime innocenti, perché e poi non dare anche false
speranze, perché questo popolo da anni che manifesta e muore, da anni che esce in piazza e muore. Cioè, qui ecco, bisogna reagire, ma insieme anche a altre realtà, perché no, insieme anche al Medio Oriente, insieme a qualche paese legato, diciamo, a noi, legato alla democrazia, e unire le forze contro un male, che è il male assoluto, che è questo regime che è sempre stato per 44 anni, che ha ripreso una popolazione meravigliosa, una popolazione di altissimo livello, che per questo noi tutti quanti non dobbiamo pensare al popolo iraniano come un popolo, non so, o iracheno o siriano, che per carità anche loro lo erano, però oggi insomma il popolo iraniano veramente merita un'attenzione, e merita, ecco, che non vada a finire in una guerra civile, capito? Inutile. Serve un consenso, ma molto interno. Certo. Insomma, diciamo così, la caduta deve venire da dentro ed è inutile che si tentino delle sortite esterne, quindi ci vorrà ancora probabilmente qualche settimana. E tutto potrebbe essere stanotte, come potrebbe essere tra qualche settimana, però più si aspetta, più la repressione diventa sempre più forte, perché questi sono criminali. Non stiamo parlando di un regime che comunque ha a cuore il suo popolo. Questi hanno sparato a ragazzi in meno di 30 anni, e si parla di 20.000, se non di più, lasciati per strada, così, insomma, cioè, criminale. Stiamo parlando di un regime criminale che va eliminato senza se, senza mai. Inutile che qualche sinistroide continua a pensare a fare delle manifestazioni pro Khamenei, ma andate a vivere con l'Iran di Khamenei, andate lì a assaporare un pochino che cos'è la repressione islamista di Khamenei. Devono solo stare zitti, perché io ho sentito una certa Boldrini ieri parlare su che una rivoluzione non è delle donne solo economica, così en passant, dovete stare zitti, dovete veramente, in questo momento tacere, fate veramente bella figura, perché qui stiamo parlando di un regime che ha ripresso una via, cioè è una vergogna solo come è stato che non mi ricordo nemmeno la Mogherini che quando è andata in Iran a baciare la mano con tanto di velo, oppure quando sono venuti qui, che ne so, il ministero dei Khamenei, di prima di Raisi, non so di chi era, e abbiamo dovuto coprire tutte le statue per non offendere questi criminali. E qua questa gente che parla e continua ad andare in televisione quanto esperto di geopolitica iraniana o chissà che erano soldi, si prendevano i soldi degli iraniani, e tanti, e secondo me qui la procura dovrebbe anche aprire un dossier su tutti quelli che invece con i regimi iraniani collaboravano e addirittura guadagnavano tanti soldi, come è stato in Europa per il Qatargate e altro. Qui servirebbe veramente un controllo, perché poi sono anche dei traditori, perché chi ha trattato con questo regime è un criminale anche lui, e chi oggi pensa di fare una manifestazione contro Trump o contro chi manifesta contro il regime dei mullah
devono veramente stare zitti, devono tacere, stare zitti, perché è vergognoso solo andare in televisione e cercare delle non so che cosa, cioè devono nascondersi ma per un po' di tempo, perché qui io parlo quanto centrodestra perché sono sempre stata di centrodestra e noi abbiamo sempre parlato, manifestato, aiutato, ospitato tutti quelli veramente che sono stati anche vittime di questo regime, perciò loro non hanno, anzi hanno sempre appoggiato quel regime iraniano e sono sempre stati vicini a quel regime criminale. Io penso che il silenzio oggi gli farebbe onore di stare solo zitti, ma tutti, dalla Schlein al 5 Stelle e compagni, perché hanno governato e hanno tutti chiuso gli occhi su quello, perché trattare con loro hanno allungato la loro vita, trattare con il regime Khamenei o chi per Khamenei hanno allungato quel regime che oggi vediamo quanto è feroce. Pienamente d'accordo. Venendo all'Italia, Suad, invece, ci sono novità sul fronte dell'immigrazione in questo paese? So che hai avuto modo di incontrare Matteo Salvini. Ma noi come Dipartimento oggi abbiamo fatto una bellissima riunione alla Camera. È chiaro, il nostro obiettivo è sempre quello, è sempre stato, non è da oggi, è sempre stato quello sull'immigrazione irregolare, sulla sicurezza, sulla delinquenza, sulla criminalità, e noi siamo sempre della stessa idea di andare avanti con questo nostro progetto, che è il nostro, che non è di nessuno, è un progetto che per quanto per alcuni è razzista, per alcuni che ne so, islamofobo, per alcuni sì, ma ecco, torniamo all'Iran, ecco, cadiamo sempre cadono nell'errore. Qui invece bisogna proteggere questo paese prima che diventi veramente il Messico, oppure che diventi Molenbeek, oppure altri paesi veramente periferici della Francia che ormai nessuno può entrare, è diventato poi già Stato islamico. Noi Stato islamico non lo vogliamo, ma lo stanno cacciando via gli stessi musulmani, per questo noi dobbiamo da domani essere chiari in questo e mettere fuori legge senza ambiguità, e dico senza ambiguità, i fratelli musulmani, visto che non c'è un'associazione. Prego. Un'associazione? Mi sente? Sì, perfettamente. Ah, ok. Non c'è un'associazione? No. Non c'è un'associazione dei fratelli musulmani, ok? Sì. Ci sono però laddove li hanno lasciato spazio, dove si sono riorganizzati bene e sono diventati Stato nello Stato. Qui siamo ancora in tempo di metterli subito fuori legge. Non deve nemmeno nascere un movimento che si chiama Fratellanza Musulmana, va subito troncata. Qui o ti pensi a un'integrazione, la religione te la vivi perché questo paese ti permette di pregare in santa pace, ma organizzarsi quanto gruppo diciamo della fratellanza, quanto movimento islamico, quanto partito islamico, quanto va tagliato la testa prima del nascere, senza se, senza ma, senza ambiguità. E senza ambiguità, perché chi è ambiguo su questo vuol dire che a questo paese non gli frega proprio niente. E noi come Lega ci siamo sempre occupati, basta andare a leggere 2006, 2007, 2008, 2009 fino a oggi,
ci siamo sempre occupati. Abbiamo purtroppo trovato delle difficoltà ecco, mandi un imam pericoloso, poi trovi un giudice che ti dice il contrario, e lì hai le mani legate. Qui non bisogna comunque pensare di andare oltre, andare avanti, pensare a mettere fuori legge tutti i gruppi, tutti questi imam fai da te, perché poi io ho visto Molenbeek, ho visto Rubé, io a tutti quelli di sinistra li pago pure il biglietto di andare a vedere Rubé come vivono in una cittadina in periferia francese. I francesi non possono entrare. Ci sono già le scuole solo islamiche e negozi solo islamici, le donne tutte velatissime con niqab, tutto, niente, non si vede niente. Le bambole, perfino le bambole sono velate. Cioè io dico che vivo qua e che non sono svedese, io vengo dal mondo arabo, io dico non a questa roba, non dobbiamo accettare questa roba, perché è una cosa che non è degna di un paese democratico o liberale. Se alla fine chi accetta questa situazione vuol dire che è complice oppure pagato, è la cosa più facile, sono pagati da alcuni sistemi per destabilizzare comunque i vari paesi occidentali. In qualche paese ci sono riusciti, noi in Italia abbiamo solo rallentato il loro processo, quanto fratellanza musulmana, quanto gruppi, eccetera, eccetera. Qui dobbiamo tornare a lavorare città per città, paese, proprio dappertutto, e non lasciarli, ecco, organizzarsi in periferie, diciamo, di uno Stato islamico. Non lo voglio vedere uno Stato islamico, ragazzi. Cioè, no, non lo so, io vorrei la prossima volta mi inviti chi è d'accordo, così almeno faccio un dibattito con loro, anche per spiegargli un pochino la questione, perché secondo me c'è tanta ignoranza, molta ignoranza, gente che non fa, non capisce che cosa vuol dire Stato islamico, non capisce cosa vuol dire jihadismo, non capisce che vuol dire terrorismo, non capisce, non sanno quello che è successo a paesi arabi come Siria, che erano paesi molto avanti, o come la stessa Algeria, come era prima, come è ridotta oggi. E io quella roba, poi si arriva ai morti, perché in Algeria poi sono morti 380.000 morti per mano della Jamaat Islamia, della fratellanza islamica, dell'estremismo. È quello il progetto dei fratelli musulmani. Hanno questo progetto, è chiaro, progetto di portare questi punti avanti, e loro non pensano a farlo tra domani, 50 anni, loro il tempo ce l'hanno, loro pensano anche tra 100 anni, e noi sul tempo dobbiamo giocare, siccome noi non li dobbiamo lasciare passare, noi non abbiamo tempo da perdere e dobbiamo bloccare oggi, e devono essere messi subito tutti fuori legge. Le moschee regolare, qualche moschea regolare, perfetto, perché è libertà di esprimere la tua religiosità, ma questo non vuol dire sottomettersi a regime islamico di non so che gruppo. Qui bisogna dire non ai regimi, non, perché loro sono subdole. La fratellanza musulmana intanto c'ha tanti soldi, e dobbiamo bloccare anche tutti i finanziamenti che arrivano dall'estero. Intanto cominciare anche da quello, perché in quei finanziamenti entra anche qualche italiano che si fa tanti soldi, e anche qualche giornale per proteggere e per propagandare questi movimenti. E là bisogna troncarli e mettere fuori legge subito un gruppo fratelli musulmani, come stanno facendo i paesi arabi. I paesi arabi stanno mettendo fuori leggi i fratelli musulmani. E perché? E ce lo siamo domandati?
lì c'è stato comunque un movimento dei democratici, dei liberali che hanno rischiato la vita per metterli fuori legge. E noi invece li lasciamo fare? Io non ci sto. Certo, Matteo Salvini è sempre stato in quella linea, continuerà la sua battaglia, perché veramente io sto con lui anche per questa battaglia, perché se no sarei stata con altre parti, nel senso, io sposo tutto il suo pensiero su questa questione e noi insomma dobbiamo intanto andare a votare, perché molta gente pensa non andare a votare, ma tanto non serve a niente. Non è vero che non serve a niente. Non andare a votare anche adesso contro comunque al referendum, questo prossimo referendum, è importantissimo per la sicurezza, perché dà il modo a tutti noi e anche ai giudici che non sono ideologizzati a giudicare in modo chiaro e in modo anche libero, perché a me non mi puoi far uscire uno che ha massacrato una persona in treno o per strada e poi dopo 2 ore esce piede libero. Questo non è il paese dove vorrei morire, nel senso, come si dice in francese. Io vorrei vivere in un paese veramente dove devono pagare, deve pagare. Se non al primo foglio di via, io devo avere un gruppo che questa persona lo porti via. Non può avere 6 fogli di via e rimanere ancora nel nostro paese. Capito? E questo aiuta comunque anche quella parte buona dell'immigrazione, quella che sta scappando, perché quella che comincia a avere anche loro cominciano ad avere paura di questa insicurezza. Perciò io feci proprio una proposta di legge una proposta sul permesso a punti, non era buttata tanto lì così, appunti, perché capisci le persone che sono per bene, lo capisci subito, e le persone che invece hanno altra intenzione venendo in questo paese. Questo paese vieni, deve lavorare, deve comportarti bene, ci sono delle regole. Chi al primo che non rispetta queste regole non è compatibile. Punto. Pienamente d'accordo. Suad, per concludere, e ora che cosa c'è davanti a noi? Che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni? E su che tema? Sia sull'Iran che in tema di immigrazione. Ah, sì, aspettiamo, l'Iran stiamo vivendo tutti, e come la comunità iraniana, questi giorni la nostra comunità iraniana che vive in Italia, che è una comunità che augurerei a tanti paesi dell'Occidente, perché è una comunità integratissima, una comunità acculturata, una comunità integrata. Gli auguro veramente un po' di serenità, perché stanno vivendo un momento drammatico, perché loro hanno i familiari lì, hanno fratelli, la madre, i figli, c'è gente che comunque sta vivendo questo momento veramente drammatico. Ecco, gli stiamo tutti vicino, perché bisogna stargli vicino in questo momento, perché alla fine è il nostro dovere. Quello che succederà in Italia, bisogna essere chiari. Quello che fa la Lega, quello che dice anche Matteo Salvini tutti i giorni. L'opposizione, diciamo, i giornali dell'opposizione cercano tutti i giorni a banalizzare la figura di Matteo Salvini. A banalizzarla, ma non è così banale. Non hanno capito che poi il popolo segue Matteo Salvini su queste questioni. Però io dico allo stesso momento sì, però andate a votare questa legge, questa proposta bisogna votare, bisogna andare tutti quanti e votarla. Non è vero che non serve a niente, serve perché
ci può aiutare a portare una situazione un po' più seria, ecco, soprattutto per quanto riguarda diciamo, la sicurezza, perché tocca a tutti, non si può andare in giro per la stazione a essere massacrati da 5-6 delinquenti per niente, perché tanto hanno voglia di menare qualcuno, di uccidere qualcuno. Siamo arrivati a questo livello. Questa gente non ci deve stare qua, deve andare via, fuori, ma proprio senza stare lì ma neanche il referendum. Però ecco, il referendum serve a cambiare un po' le cose. Per questo dobbiamo andare e superare il 60% per dire veramente che abbiamo vinto, perché la situazione tocca a tutti, anche gli immigrati, dico, quelli che possono andare a votare questa diciamo, questa cosa, questo referendum, ma loro lo sanno, forse lo sanno anche meglio di noi, cioè, di quelli che sento, insomma, sono d'accordo. Certo, da oggi, insomma, la nostra campagna elettorale è iniziata per il referendum, e continueremo fino all'ultimo giorno e poi avanti per il programma che abbiamo proprio pubblicato oggi in quanto Lega. Benissimo, allora Suad, al piacere di risentirci presto, speriamo con notizie nettamente positive. Chiaro, grazie. Grazie. Grazie Natalia, noi riprendiamo la linea perché sono le 19:47 minuti e 25 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Sforiamo di qualche minuto per darvi questo aggiornamento che è stato battuto dalla sala stampa della Farnesina, cioè il nostro Ministero degli Esteri. È in corso nella sala di crisi della Farnesina una riunione del ministro Antonio Tajani con i dirigenti del Ministero della Difesa e della Sicurezza italiana, con l'ambasciatrice d'Italia a Teheran e gli ambasciatori nelle principali capitali interessate all'attuale crisi in Iran. La Farnesina, attenzione, conferma l'indicazione di lasciare l'Iran ai cittadini che possano farlo. Lo ripeto per chi ci sta ascoltando e magari ha parenti, amici, colleghi in Iran, la Farnesina conferma l'indicazione di lasciare l'Iran ai cittadini che possano farlo. Questo è quanto vi posso dire adesso alle 19:48 minuti e 23 secondi. Quindi, riassumendo, questo pomeriggio una fonte, anzi due fonti interne a un governo europeo, comunque due fonti europee sentite dalla Reuters, hanno detto che entro 24 ore ci sarà l'attacco americano. Poco dopo, sempre la Reuters ha sentito una fonte in Israele, una fonte ufficiale, quindi molto probabilmente collegata al governo di Benjamin Netanyahu, e la fonte ha detto chiaramente che Trump ha deciso per l'intervento, non è chiaro che cosa sarà colpito e che cosa sarà fatto, soprattutto non è stata comunicata per il momento la tempistica. Mentre noi eravamo in onda, c'è stata quest'altra notizia circa un'ora fa, attorno alle 19, battuta da Iran International. La Lufthansa, la compagnia di Stato tedesca, la compagnia aerea di bandiera tedesca, ha ordinato al proprio staff presente in Israele, attenzione, in Israele, di prepararsi a lasciare il paese e da domani non ci saranno voli dalla Germania per Israele e viceversa. Quindi tutti gli elementi che abbiamo ci fanno capire che qualcosa sta per succedere. Anche gli inglesi, le forze armate inglesi hanno ridotto il loro personale in una base aerea in Qatar. Gli americani hanno ridotto il personale nella base di Al-Udeid in Qatar, che è la più grossa base americana nel Golfo Persico. Inoltre la missione diplomatica americana in Arabia Saudita ha invitato il proprio personale, ma anche i cittadini americani che vivono o che lavorano in Arabia Saudita, a prestare la massima attenzione nelle prossime ore, soprattutto evitare, se possibile,
viaggi DAO per basi militari, strutture militari, perché vista la crescente tensione sono fortemente sconsigliate. Questo è quanto io vi posso dire a quest'ora della sera, alle 19:50 e 37 secondi. Probabilmente nel corso della notte o domani le ruote della storia avranno macinato altre pagine, noi saremo qui a raccontarvelo e ci ritroverete domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, ma naturalmente nel corso della giornata i miei colleghi avranno modo e maniera di aggiornarvi nel caso in cui dovessero esserci delle sorprese questa notte. Vi ringrazio per l'attenzione. La canzone con cui ci lasciamo è SJ, vediamo un po' se mi ricordo un po' come si chiama, è Sergei, l'ultimo della sera, 1996, che chiudeva le mie nottate da discotecomane. Speriamo che stanotte sia un po' più lieta per gli iraniani, che è la cosa più importante. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, viva l'Iran libero, buonasera. Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera, devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera, se potessi andare avanti altre 24 ore